e l'università non interrompa gli accordi con Israele. C'è addirittura chi racconta di non mostrarsi in quanto ebreo. Per paura nascondo la mia fede, subiamo violenza verbale e fisica. A parlare tutta gente di 20, 22, 23, 24 anni, cioè studenti universitari. Per esempio Giulia, 23 anni, nata a Torino ma cresciuta facendo su e giù da Gerusalemme. Ho sempre considerato, dice Giulia alla Stampa di stamani, entrambe le città casa mia. Magari facciamo anche vedere l'articolo di cui stiamo parlando in questo momento, così condividiamo sia lo studio che appunto la pagina della Stampa dedicata a questa manifestazione di cui abbiamo dato conto ieri, ne ha dato conto Antonino Danna in Zoom, attraverso la testimonianza di Daniele Naum, che ha partecipato a questa manifestazione ieri a Torino davanti all'università, ex consigliere comunale milanese del Partito Democratico, che ha lasciato il PD proprio per eccessiva ambiguità, tiepidezza, per usare parole minimizzanti del Partito Democratico su questi temi. Non mi sento più al sicuro a Torino, dice Giulia, 23 anni. Israele è in guerra, ma non si respira questo clima d'odio che c'è qui. Ci si batte per la pace, ognuno si mobilita come può per aiutare. La madre di Giulia, insegnante di inglese, 3 anni fa, a 55 anni, ha scelto di trasferirsi a Gerusalemme per stare vicino a gran parte della famiglia. Giulia è andata a trovarli a gennaio, vola da loro appena può. Da quando la mozione dell'Università di Torino per non collaborare più con le università israeliane è stata approvata, penso di tornare a Gerusalemme perché il clima qui è peggiorato. Si vede dalla violenza dei presidi pro-Palestina di queste settimane. Il clima qui a Torino, naturalmente. Noi dobbiamo nascondere le bandiere di Israele perché veniamo insultati. Siamo visti come il nemico. Anche all'interno dell'università non c'è un dialogo costruttivo. A me è stato tolto il saluto da alcuni colleghi e sui social media si leggono solo insulti. Eppure i ricercatori e i professori delle università israeliane non c'entrano niente con la guerra in corso. Parla anche Carlo, studente di 22 anni, è tornato da Israele solo 2 settimane fa. Ho alcuni parenti là, dice Carlo, ma soprattutto amici. Per me è casa, un luogo dove posso fuggire in momenti come questo. Parla di un clima teso, Carlo, dentro e fuori l'università. Mi dispiace perché è un paese affranto, dove tutti vogliono la pace, ma qui questo non arriva. Israele è un paese affranto dove tutti vogliono la pace, ma questo non passa, non arriva qui. Nei bagni del campus e in Audi le scritte contro Israele sono ovunque. Viene accusato di essere stato genocida, stato terrorista. Sono parole che fanno male, mi provocano un grande dispiacere, dice questo studente 22enne ebreo Carlo dell'Università di Torino. Dopo il 7 ottobre Carlo frequenta meno le lezioni. Non rivelo a nessuno, confessa, la mia identità ebraica perché voglio evitare problemi. Contro di noi viene fatta violenza verbale e fisica. Ma basta vedere come sono stati trattati Molinari e Parenzo, i 2 giornalisti. La decisione di Università di Torino di sospendere nuovi accordi con università israeliane è stato un ulteriore colpo contro di noi. Mi colpisce il silenzio del rettore e della politica. A Stefano Geuna la comunità ebraica ha indirizzato una lettera al rettore. Chiediamo solo un dialogo, conclude Giulia, e che si continuino le collaborazioni con Israele. Così la Stampa di Torino quest'oggi, mentre tornando a Milano, anzi andando da Torino a Milano, ho fatto in tempo giusto prima a segnalarvi un articolo, adesso ci soffermiamo un pochino di più, su Milano e sulla Mani Pulite, come scrive il Fatto Quotidiano, la Mani Pulite dei grattacieli abusivi. Il fatto ci va giù pesante, la questione è quella dell'urbanistica a Milano, dell'edilizia, delle inchieste. La città della speculazione, scrive il Fatto di stamani. Già 10 le operazioni finite in procura all'attenzione dei magistrati, ma sono circa 150 i progetti a rischio e nelle casse del comune guidato da Beppe Sala manca $500 milioni di oneri urbanistici, una decina per ora le operazioni edilizie sotto inchiesta giudiziaria. 150 progetti a rischio di essere fuori legge, 40.000 pratiche urbanistiche da controllare, grattacieli nuovi fatti passare per ristrutturazioni, cioè il nuovo di zecca fatto passare per ristrutturato, palazzi costruiti senza permessi urbanistici ma con semplici autocertificazioni, $500 milioni di oneri urbanistici che i costruttori dovevano pagare sottratti alle casse del comune.
Le indagini in corso stanno raccontando quello che, secondo il Fatto Quotidiano, è il nuovo Sacco di Milano. Le inchieste stanno diventando una mani pulite dell'urbanistica per fermare le nuove mani sulla città. Insomma, si sprecano i paragoni col peggio della storia urbanistico-politica italiana. Con una domanda sullo sfondo, per ora senza risposta. I permessi facili, le regole aggirate, i regali ai costruttori sono gratis o sono frutto di corruzione e tangenti? Tutto è cominciato con un gruppo di inquilini che protestavano per una torre di 7 piani costruita nel cortile di un isolato in piazza Aspromonte, vicino a Piazzale Loreto. Una PM determinata, viene da Palermo, capelli rossi, grande passione per il suo mestiere, Marina Petruzzella, apre un'inchiesta per abusi edilizi. Nei mesi successivi le indagini si moltiplicano sulla Torre Milano di via Stresa, sulle Park Towers di via Crescenzago, sul Bosco Navigli di viale Cassala, sui palazzi abbattuti in via Crema e in via La Marmora, su altri palazzi che spuntano dentro i cortili, in via Fosché, in via Le Pontina, sulle torri nel Parco delle Cave, in via Cancano. Si costituisce un piccolo pool di magistrati. A Marina Petruzzella si uniscono due colleghi, Paolo Filippini e Mauro Clerici, col coordinamento del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Le ipotesi d'accusa sono che a Milano si costruiscano torri, palazzi e grattacieli fuori dalle norme edilizie, facendo passare nuove costruzioni come ristrutturazioni di piccoli edifici in realtà completamente abbattuti. E questo è il pezzo del Fatto Quotidiano dedicato appunto ai grattacieli abusivi, scrive il Fatto, ma poi c'è un altro articolo che adombra di peggio: case popolari in vendita, direttore generale e assessore in antimafia, l'uomo vicino ai clan alla direzione casa. Nominato e revocato, sempre a Milano, il direttore generale del comune di Milano, Cristian Malangone, è convocato oggi davanti al comitato antimafia milanese. A data da destinarsi sarà l'assessore alla casa, Pierfrancesco Maran del PD, a doversi presentare invece davanti alla commissione consigliare antimafia. Non è un bel inizio per il percorso che il sindaco Sala intende avviare per riqualificare e valorizzare il patrimonio delle case popolari a Milano. A gennaio una delibera firmata dall'assessore Maran ha avviato l'accordo con Invimit, che è la società del Ministero dell'Economia, per creare un fondo immobiliare al quale affidare le case popolari di Milano. Quelle del comune sono circa 28.000, 4.000 in pieno centro città. Il progetto è conferire nel fondo 2.000 appartamenti, quelli più pregiati che stanno in centro e semicentro, da via Madonnina a via Borsieri. Circa la metà sono negozi o spazi assegnati ad associazioni, valore complessivo stimato a 410 milioni. Messi nel fondo potrebbero essere valorizzati 2 volte e mezza tanto, producendo, se venduti, quasi 1 miliardo di euro. Denaro che, secondo il piano Maran, potrebbe poi essere investito nelle altre case popolari, quelle di periferia. 2 problemi, scrive il Fatto Quotidiano di stamani. Il primo è che vendendo a un fondo i pezzi migliori si impoverirebbe il patrimonio complessivo di edilizia pubblica. Si trasformerebbe il settore delle case popolari, che è welfare, che è assistenza, in finanza. Secondo problema, la vendita è difficile perché i contratti d'affitto nell'edilizia residenziale pubblica sono a vita e non a scadenza come quelli privati. Dunque, gli investitori che entreranno nel fondo per valorizzare gli appartamenti dovranno attendere la morte degli inquilini. Più rapida la soluzione per negozi e associazioni. I contratti scadono dopo 4 anni, ma gli affitti saranno probabilmente aumentati e le associazioni dovranno essere scacciate. Ma perché la doppia convocazione antimafia del direttore generale Cristian Malangone del Comune di Milano e dell'assessore Marani? I 2 organismi, comitato e commissione, vogliono avere chiarimenti sull'uomo che è arrivato alla guida delle case popolari milanesi del Comune di Milano. È Alberto Pasqualucci, che a febbraio si è seduto sulla poltrona della direzione casa di Metropolitane Milanesi MM, che gestisce le case popolari del comune. La nomina di Pasqualucci era piaciuta all'amministratore delegato di Metropolitane Milanesi Francesco Mascolo e ad alcuni membri del consiglio di amministrazione, tra i quali Marco Plazzotta, uomo del real estate vicino a Comunione e Liberazione, vicepresidente del fondo immobiliare Namira, il cui presidente è Eugenio Radice Fossati Confalonieri, e il genero del presidente del Milan Scaroni. Pasqualucci è anche stato socio della Creiamo con la K, una finanziaria con sede in via Monte Napoleone, definita dalla Procura Antimafia di Milano la cassaforte della cosca di 'ndrangheta Barbaro Papalia. Pasqualucci non è stato indagato ma intercettato.
Nelle carte dell'inchiesta del pubblico ministero Storari si legge, veramente degno di nota, il suggerimento dello zelante Pasqualucci che suggerisce l'esportazione sul web della contabilità reale onde sottrarsi ad attese visite della Guardia di Finanza. Obiettivo: far sparire la doppia contabilità che era detenuta dalla Creiamo e che poteva rivelare l'entità delle operazioni svolte, ivi inclusi i versamenti fatti ai Barbaro, cioè alla cosca di 'Ndrangheta. Un bel guaio per il consiglio d'amministrazione di Metropolitane Milanesi, che nell'agosto 23 aveva scartato la soluzione interna e fatto un bando per la direzione casa, poi vinto da Pasqualucci. Resta sulla poltrona poche settimane. Emergono i suoi legami coi colletti bianchi dell''Ndrangheta e arrivano le dimissioni, che in realtà sono un licenziamento in tronco. Un bell'inciampo per la giunta Sala e per Metropolitane Milanesi, che gestisce ogni anno 60 milioni di appalti. E così, conclude il fatto, ai problemi del piano dell'assessore Maran per valorizzare, attraverso Invimit del Ministero dell'Economia, il patrimonio delle case popolari, si aggiunge anche l'ombra di Pasqualucci, di cui ora si occupano il Comitato e la Commissione Antimafia a Milano, scrive il Fatto. Su questa questione c'è anche da segnalare un articolo oggi sul Giorno che coinvolge il leghista Alessandro Morelli, che ce ne aveva già parlato qui anche in radio su questa questione dell'urbanistica e delle inchieste. Sollecitazioni ai pubblici ministeri, ma resta l'impasse. Il governo si deve muovere. Il sottosegretario Morelli fa sapere, ho detto alla procura, che servono tempi rapidi. L'ordine degli architetti sulle barricate, senza certezze ci rifiutiamo di firmare, e i costruttori criticano la giunta perché le nuove regole stanno paralizzando la città di Milano, dove i cantieri sono tanti e le riqualificazioni in corso sono moltissime. La crescita in altezza non deve essere vista in maniera negativa. Serve a evitare consumo di suolo, dicono gli architetti e i costruttori. Non stiamo fermi, continuiamo a ragionare sul futuro della metropoli e sullo sviluppo. È necessario superare questa incertezza che ha messo in discussione la validità delle regole sull'attività edilizia, ha detto Regina De Albertis, presidente di Assimpredil ANCE, l'associazione delle imprese di costruzione edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Durante un convegno che si è tenuto ieri, presente anche il sottosegretario Morelli, appunto, il quale ha detto alla procura che servono tempi rapidi. Sulla questione della paralisi edilizia a Milano, stiamo parlando di soldi, tanti soldi, interviene il governo. Il comune ha detto che servono tempi rapidi e anche su Repubblica c'è la presa di posizione del leghista Morelli che annuncia un tavolo con ministeri, regione e giunta milanese per una modifica legislativa, con decine di fascicoli sequestrati, attese altre inchieste. Per i costruttori si sta compromettendo l'immagine della meravigliosa città di Milano, che è una città dinamica, dicono i costruttori. Uno strumento potrebbe essere il piano casa o la legge per la rigenerazione urbana. Intanto, a proposito di Milano, una ricerca dell'Istituto Mario Negri. Usciamo dall'urbanistica e entriamo nel settore droghe. Milano leader anche in questo caso, coca, ecstasy e l'exploit della chetamina, picco di consumi nei fine settimana. I nuovi campioni prelevati dalle acque del depuratore di Nosedo e analizzati dall'Istituto Mario Negri segnalano dati in aumento per tutte le sostanze dopo il calo dell'epoca Covid. Per la cannabis non si registrano oscillazioni rilevanti tra i giorni feriali e quelli festivi, cioè ci si fa di marijuana tutti i giorni della settimana, fine settimana non c'è più differenza, ma in 10 anni c'è stato un raddoppio. Ecco, la differenza è questa, che in 10 anni si è raddoppiato il consumo di marijuana. Non è che non si veda, con tanti bei soggetti che girano in giro e con le loro reazioni. Intanto ci fermiamo per un altro po' di musica, poi andiamo da Milano, dopo Torino, da Milano a Bari. Ci sono un paio di articoli interessanti. Adesso sospendiamo la nostra bella condivisione di pagina, ci torniamo dopo su questo articolo di Michele Emiliano e dopo la scoperta meravigliosa di Paul Godwin, che cosa ci scopriamo? Un altro personaggio che nasceva oggi, il 28 marzo del 1907, Herb Hall, clarinettista, sassofonista jazz, nasceva a Reserve in Louisiana, morirà nel 1996. Sentiamo un altro brano, sentirete che roba elegante, che smoothie, si può dire smoothie? Wow, roba bella. Herbie Hall. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340
6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Vi è piaciuto questo pezzo fantastico di Herbie Hall, Did I Do di Herb Hall, che se lo vedete poi in effigie vi innamorate subito di questo sassofonista perché c'ha una chioma fantastica, ha un, un capello meraviglioso e non vi sottraggo il piacere della scoperta. Andate su Google, googlatelo, cercate su Google Herb Hall. Abbiamo ascoltato Did I Do, però adesso ci siamo fatti la bocca, ci sentiamo un altro pezzo velocissimamente, poi torniamo a Bari, come vi dicevo prima. Un altro pezzo di Herb Hall che ascoltiamo subito, aspetta che adesso lo recuperiamo. Herbie's Blues, questo è un bluesaccio di quelli classici, canonici, tradizionali, è sempre lui, Herb Hall in New Orleans, Herbie's Blues. Dovremmo essere, credo, dalla regia pronti per mandare in onda quest'altro brano e poi torniamo a Bari. Senti che roba, senti che attacco classico. E allora, rieccoci qua. Abbiamo scoperto Herb Hall, scopritelo anche voi, soprattutto perché è uno come Juan Jesus, praticamente, con una calotta di capelli biondi fantastici, quasi psichedelici, e peraltro vestito in maniera assolutamente elegante. Quindi c'è tutto un insieme di contraddizioni che ve lo renderà molto simpatico. Torniamo, dicevamo, a Bari, perché lì c'è da segnalare oggi un bell'articolo sulla verità di Fabio Amendolara, che avete sentito anche in Zoom di Antonino Danna, il potentato di Emiliano, il governatore, come si dice, della Puglia, l'ex magistrato Michele Emiliano. Il suo potere è nato con Massimo D'Alema, un altro big della politica pugliese. Da pubblico ministero della Procura di Bari racconta oggi Fabio Amendolara sulla verità.
Il presidente della Puglia indagò sul caso della missione Arcobaleno, voluta nel 99 da D'Alema per aiutare i profughi albanesi in fuga dal Kosovo. Il magistrato però all'epoca, Emiliano, abbandonò l'inchiesta e si schierò col PD come candidato sindaco. A suo tempo, dai vecchi microfoni della vecchia radio, avevamo commentato questa storia, no? Molto elegante. Il magistrato che indaga sul partito della sinistra, sul PDS dell'epoca locale e sul suo leader Massimo D'Alema, poi si candida con lo stesso partito. Era una cosa lineare, ovvia, non c'era conflitto di interessi, ma soltanto interessi espliciti, trasparenti, visibili. Era la carriera di Emiliano era nata così. Del resto lui è anche simpatico, quindi cosa vuoi di più? Diversi manager nominati da lui nelle partecipate ai vertici delle ASL, Sanità, sono finiti nei guai con la giustizia per episodi di corruzione, documenta oggi Amendolara. Da primo cittadino, da sindaco di Bari, ricevette in regalo da un imprenditore molto discusso le famose cozze pelose che lo fecero finire sulle prime pagine di tutti i giornali. Comunque il suo potere nasce con D'Alema, che indagò e poi che lo beneficò, tra virgolette, con una candidatura nel partito del D'Alema medesimo. Su Repubblica, invece, nel dorso barese, ci sono due articoli, come sempre molto documentati, dell'ottima collega Chiara Spagnolo. Emiliano, De Caro e anche Rossi, l'ipotesi di audizioni in commissione antimafia, la commissione parlamentare antimafia potrebbe sentire il governatore Emiliano, il sindaco di Bari, De Caro, e il procuratore della Repubblica, Rossi. Intanto i commissari nominati dal Ministero dell'Interno per esaminare la situazione a Bari oggi saranno all'AMTAB, cioè la società comunale che è praticamente nelle mani dei mafiosi, a confronto con la presidente Angela Dal Vito. Si parte con l'audizione della presidente dell'AMTAB, la società del comune di Bari, Angela Don Vito. Entra nel vivo il lavoro della commissione d'accesso nominata dal Ministero dell'Interno per valutare eventuali condizionamenti mafiosi nell'attività amministrativa del comune. E il primo passo è l'investigazione dell'azienda municipalizzata dei trasporti, appunto l'AMTAB, che la procura ha definito condizionata dal clan mafioso Parisi nella richiesta con cui ha sollecitato l'amministrazione giudiziaria, poi disposta dal tribunale, perché il tribunale ha poi disposto l'amministrazione giudiziaria di questa impresa, reputandola sostanzialmente nelle mani dei mafiosi del clan Parisi di Bari. E mentre a Bari si mettono all'opera i commissari, a Roma la Commissione parlamentare antimafia avvia le procedure per arrivare ad ascoltare anche il presidente della regione, il sindaco di Bari e il procuratore dell'antimafia Roberto Rossi. Così racconta Chiara Spagnolo, che poi racconta un'altra storia molto interessante sul dorso barese di Repubblica di stamani. Così la nipote del boss occupò abusivamente la casa popolare dell'aspirante pentito. Pensa che intreccio. La nipote del boss mafioso che occupa abusivamente la casa popolare dell'aspirante pentito. Nell'abitazione sono rimasti intatti anche gli arredi, compresi i peluche dei bambini. La direzione, questo è il soggetto, se potete vederlo in audio-video, il soggetto, diciamo così, di cui si parla è questo aspirante pentito. Diciamo che è meglio non scomodarlo il Lombroso, però non viene neanche male l'eredità di Lombroso per esaminare questo figuro. Eugenio Palermiti, capo del clan vicino alla cosca Savinuccio Parisi a Iapigia. Quello che si direbbe un bel soggetto, anche a colpo d'occhio. La direzione distrettuale, per quanto può valere il colpo d'occhio, non c'entra nulla col codice penale, con la legge, col giusto processo e con tutte le giustissime garanzie, sia ben chiaro. La direzione distrettuale antimafia aveva già scoperto che gli alloggi popolari al rione Iapigia erano un feudo della criminalità e purtroppo non riguarda solo Bari questa storia degli alloggi popolari nelle mani della mafia. Intanto lasciamo Chiara Spagnolo, lasciamo Bari e ci trasportiamo nella vicina Foggia, perché è sempre che non la lasciamo Chiara Spagnolo, perché è sempre lei, è una giornalista che lavora tanto, lavora bene e purtroppo è stata colpita a suo tempo quando si occupò delle indagini relative all'opera del magistrato De Magistris, all'epoca era magistrato prima di fare il sindaco di Napoli, fu perquisita, fu sottoposta a intimidazioni non da poco, Chiara Spagnolo, perché faceva il suo lavoro, faceva il lavoro di documentare le cose, il giornalista. Pressing mafioso, in questo caso sul presidente del Foggia, Canonico, per fargli vendere
la squadra di calcio. È allarme per i ripetuti atti intimidatori che da giugno 2023 hanno colpito la società sportiva del Foggia. Indaga la procura distrettuale di Bari. I clan di Foggia, del capoluogo, forse dietro gli attentati, perché se c'è la mafia a Bari c'è anche a Foggia, non c'è nessun dubbio. Con questo lasciamo Bari e lasciamo la Puglia, ci trasferiamo di nuovo a Torino perché a proposito di cronaca locale vi volevo segnalare un altro articolo interessante su Torino e sul saccheggio delle scuole, perché a quanto pare è emergenza furti negli istituti comprensivi scolastici del capoluogo piemontese. Da inizio anno 2 episodi a settimana con danni da migliaia di euro e il sindaco Lorusso ha avvertito il prefetto Cafagna, serve più controllo, ha detto il sindaco. In campo anche interventi edilizi per la sicurezza. Non c'è niente di più odioso, ha detto il sindaco di Torino, che rubare in una scuola. Studieremo insieme una strategia. Nel 2024 c'è una tabella della stampa, sono stati già 20 le segnalazioni di furto in nidi e scuole dell'infanzia in città di Torino, fatte alla polizia municipale. Una questione che sta diventando una questione da allarme sicurezza, come si dice in quel di Torino. Ci fermiamo un altro momento per ascoltare un altro brano musicale. Adesso cosa ci propone il nostro fantastico calendario di giornata? Dopo Herb Hall, un altro cantautore, un altro musicista americano, più o meno degli stessi anni. Il 28 marzo del 1910 nasceva a Cincinnati, Ohio, Jimmy Dodd, conosciuto come il maestro di cerimonie per la popolare serie televisiva Walt Disney degli anni 50, The Mickey Mouse Club, nonché scrittore della sigla The Mickey Mouse Club March, che adesso ci ascoltiamo. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Simpatica è la marcia di Mickey Mouse, potrebbe diventare un'ottima sigla per la rassegna stampa, però qui apro un sondaggio presso chi ci segue, perché preferiamo la marcia di Mickey Mouse oppure, visto che ce l'abbiamo già in caldo, chiedo alla regia di farci ascoltare un altro celeberrimo brano musicale che era la sigla del programma di un altro noto comico, Benny Hill, ve lo ricordate? Sentite qualche pezzo, che tra l'altro poi c'è tutta una sua storia al sassofono, credo che possa partire. Quindi allora sentiamo, nella rassegna stampa ci mettiamo alla marcia di Mickey Mouse o, questo fantastico brano?
Ma non era Yakety, aspetta, la sigla di Benny Hill. Questo è il Muppet Show. Benny Hill. Aspetta che la recupero io. Anche questa è una buona idea, questo è il Muppet Show, che è un'altra roba rispetto a Benny Hill. Benny Hill e Boots Randolph. Boots Randolph è il sassofonista che compose Yakety Sax, che divenne poi la sigla dello show di Benny Hill. Altrettanto interessante, mi viene da dire. Sentiamola un po', senza mandarla in onda, la mandiamo da qui, così vi ricordate il pezzo, bellissimo tra l'altro. Anche questo qua era un pezzo geniale. Geniale. Anche questo era un pezzo geniale. Quindi, allora, cosa facciamo? La rassegna stampa col Muppet Show, con Benny Hill o con la marcia di Topolino? Vediamo un po'. Il sondaggio è a 3 capi, per cui chi vuole può mandare il suo messaggio via WhatsApp al 340 6709 659. Fermo restando che si inizia la giornata col duetto buffo di Due gatti di Rossini, quindi lì siamo sul nobile, per quanto divertente, per quanto non ci si prende sul serio, perché sennò te crepet, se no muori, vieni sopraffatto da quello che nel corso della giornata viene raccontato, visto, i fatti, la rassegna stampa, balle incredibili, pesanti, pesantissime, mortali, diciamo così, notizie mortali, e per cui bisogna approcciarsi con un po' di leggerezza, se no non ce la caviamo più. Ergo vale anche per la rassegna stampa. Yakety Sax, Benny Hill, Muppet Show oppure la marcia di Mickey Mouse. Cosa preferite? Dite la vostra, perché questa è la democrazia. Siete voi che fate la trasmissione al 340 6709 659. Poi abbiamo in pista anche un'altra trasmissione che si intitolerà Dillo al coglione di turno. E il coglione di turno in questo caso sono io, per esempio, no? Però chi si siede qui diventa il coglione di turno e voi potete dire al coglione di turno tutto quello che vi passa per la testa, secondo la più antica tradizione, perché noi nascemmo, come si dice? Nascemmo suona male, nascemmo suona male, però nascettimo proprio in questo modo. La vecchia radio era proprio dillo al coglione di turno e quindi entravano tutti, oves et boves, come diremmo in maniera così con un po' di latinorum a nobilitare il tutto, tutti entravano per dire la loro col coglione di turno. Questa cosa va recuperata, secondo me, perché la sana democrazia di una volta sta scomparendo. Quindi il fatto di poterlo dire al coglione di turno è un sintomo di democrazia che noi vogliamo recuperare assolutamente. Quindi ci sarà un revival di questa sana tradizione democratica. Intanto, tra le notizie interessanti della giornata, permettetemi, qua bisogna essere un po' leggeri perché ci si avvia verso il fine settimana, ci si avvia verso la Pasqua, deve risorgere anche lo spirito, la gioia, la felicità, il sarcasmo, l'ironia, tutte queste belle cose che servono a vivere. Intanto c'è un'altra questioncella che il Corriere della Sera, torniamo alle cose così ponderose, importanti, mette in primissimo piano, ovvero la questione dei magistrati che vanno sottoposti al test psicoattitudinale, poi bisogna separare le carriere, ha detto il ministro Nordio. Il procuratore di Napoli ha detto se ci fate fare il test a noi allora lo dovete fare anche voi, politici, e Tajani ha risposto nessun problema perché questi test non sono mica un'offesa. La discussione sembra un po' così, insomma, ho i miei dubbi che sia seria, però insomma ce la passano come tale, noi la prendiamo come seria. Intanto il giovine Verdini, Tommaso Verdini, figlio dell'ex senatore Denis, per la questione degli appalti ANAS ha richiesto di patteggiare, la trovate dappertutto sta notizia oggi, pena di 2 anni e 10 mesi per l'indagine sugli appalti e le commesse dell'ANAS. È ai domiciliari l'accusa di corruzione e turbativa d'asta.
Un articolo interessante invece è su come funziona il Minnesota Test. Che cos'è il Minnesota Test? È quello che dovranno fare i magistrati, l'esame psicometrico per l'accesso alla professione dei magistrati dal 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri, e al centro delle proteste dell'Associazione Nazionale Magistrati. Insomma, il Minnesota Test non è affatto una cosa nuova, è nato negli Stati Uniti negli anni 30. Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI in sigla, viene attualmente utilizzato nei concorsi pubblici e nella selezione del personale dell'esercito e delle forze dell'ordine. Si tratta di rispondere nella modalità vero o falso a 567 item, cioè affermazioni che vanno da: ho un buon appetito, vero o falso? Mio padre è una buona persona, o se suo padre è morto, mio padre è stato una buona persona. Anche lì devi rispondere vero o falso. E ancora, di solito mi domando quale ragione nascosta può avere una persona per farmi una gentilezza, vero o falso? O mi riesce difficile capire bene come una volta quello che leggo. Vero o falso? La storia di questo test, vero o falso a queste affermazioni, è affascinante, scrive il Corriere della Sera. Gli autori della prima edizione furono lo psicologo Stark Hathaway e John Charley McKinley, un giovane ingegnere elettronico passato poi alla psicofisiologia. Il test è nato in un contesto completamente diverso da quello attuale, dice Giancarlo Cerveri, direttore Dipartimento Salute Mentale della SST di Lodi. Domande semplici a risposta vero o falso sono state somministrate a gruppi di pazienti e alla popolazione generale. Il fatto che quelli che avevano una certa diagnosi tendessero a dare risposte omogenee ad alcune domande spinse i ricercatori a utilizzare quelle domande come determinanti per definire la presenza di caratteristiche affini al disturbo. Per esempio, le domande su cui i soggetti con schizofrenia rispondevano in modo omogeneo e diverso rispetto al resto della popolazione hanno permesso di individuare quelle domande come qualificanti per il punteggio sulla clinica schizofrenia, sulla scala clinica della schizofrenia. Nel 1942 viene messa a punto la formulazione di questo Minnesota Test che poi sarà utilizzata per lungo tempo. Insomma, i magistrati italiani dovranno fare il Minnesota Test. Nicola Gratteri, intervistato oggi dalla Stampa, dice: i test facciamoli ai politici e mettiamoci anche il test dell'alcol e quello della droga per questi politicastri. La sensazione è che i problemi della giustizia, di cui non nego l'esistenza, vengano addebitati ai magistrati, dice Gratteri alla Stampa, come se non esistesse la carenza di uomini e mezzi, oltre a una legislazione inadeguata. La pagella del magistrato mi preoccupa, non si valuta così il lavoro. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo tanta roba che il calendario musicale oggi ci propone. Adesso lasciamo gli Stati Uniti, torniamo all'Italia, per la precisione a Fondi, dove il 28 marzo del 1922 nasceva Felice Chiusano. Felice Chiusano era uno dei componenti del mitico Quartetto Cetra. Sentite che brano nel 2001 avevano rimasterizzato digitalmente i componenti del Quartetto Cetra. Bellissimo tra l'altro, I'm on my way. Intanto Alessandra da Novara dice: non saprei quale sigla scegliere per la rassegna stampa, forse la marcia di Topolino. Grazie Alessandra da Novara.
Per Massimo invece Benny tutta la vita, è il commento ideale alle giravolte della Thatcher della Garbatella che prima rincorre e poi viene rincorsa purché resti sempre lì. Quindi per Massimo la sigla deve essere gli Active Sax di Benny Hill. Ragazzi, altro che in Manhattan Transfer, qua avevamo il quartetto Cetra che non sfigurava affatto, ma sentite che roba che erano grandi, erano dei grandi. I'm on my way. Felice Chiusano nasceva oggi, uno dei componenti del quartetto Cetra. Cosa facciamo in tempo a fare adesso, visto che sono le 10:25? Facciamo in tempo a fare non moltissimo, ma a segnalarvi tra le varie cose, la questione del super bonus, il ministro Giorgetti non ne può più, per salvaguardare i conti vuole cancellare anche la parola, non deve più neanche essere pronunciata la parola super bonus, ma ci sono dubbi anche nella maggioranza sulle novità varie, poi ciascuno vedrà se lo riguarda. Intanto, dopo le pagelle sui magistrati e l'incazzatura di Gratteri, c'è la questione di Limbiate, dove c'era l'ultimo degli insospettabili, come scrive Avvenire, dei fiancheggiatori di Messina Denaro, ma i lombardi e i brianzoli conoscono bene la fama di Limbiate, di Solaro, di questi posti dove la criminalità si addensava già nei decenni precedenti. 2 pagine di Repubblica sono dedicate al codice della strada, targato Salvini, primo sì tra le polemiche, secondo Repubblica non va bene neanche questo, siccome l'ha fatto il Salvini, penalizza le bici, penalizza i pedoni. Approvato alla Camera il disegno di legge del vice premier, 20.000 mail di protesta, Repubblica dice che è tutto uno schifo perché qualsiasi cosa produca Salvini per definizione per Repubblica è uno schifo. Salvini oltretutto se l'è presa che con Mattarella su Pioltello, lo stop per il Ramadano è un cedimento. Mentre vi segnalo anche sul Corriere della Sera un altro pezzo, anzi un'intervista, questa è un'intervista interessante a Sara Wagenknecht, 54 anni, ha fondato un nuovo partito di sinistra che porta il suo nome e che minaccia di sottrarre molti voti agli altri partiti perché torna a occuparsi di questioni sociali, a dire no all'immigrazione, ma non da destra, da sinistra. La sinistra ha sbagliato tutto, i migranti sono troppi. L'Unione Europea no buona, è centralista, l'Ucraina non può vincere, siamo realisti. È vero che molti elettori della vecchia sinistra sono andati a destra, ma non perché razzisti o nazionalisti, ma perché insoddisfatti, dice l'astro nascente della sinistra tedesca, Sara Wagenknecht. Attenzione alle prossime elezioni europee, anche alla sua performance. Mentre la Cina contro gli Stati Uniti all'Organizzazione Mondiale del Commercio parla di sussidi illegali sui veicoli elettrici, che produce peraltro anche la stessa Cina in gran parte. Dopo le dispute sui dazi, scrive oggi Avvenire, e l'inchiesta sulla sicurezza prosegue il muro contro muro sul commercio e il settore del big tech tra Stati Uniti e Cina. Facciamo giusto in tempo a segnalare anche l'ultimo articolo, quello di Walter Veltroni, che ricorda l'ex presidente della Repubblica Giovanni Leone. Ero davvero solo. Leone, le carte inedite dai tentativi per Aldo Moro all'ora delle dimissioni. Con questo abbiamo veramente fatto una rassegna stampa che più completa di così è difficile fare, diciamolo pure. E cosa ci propone invece il prosieguo? Ci propone tante belle cose interessanti. Se andate sulla pagina Facebook di Radio Libertà le trovate tutte. Tra poco ci sarà con voi Pierluigi Pellegrin con il suo Oltre la pagina, come tutti i giorni direi da non perdere. Ci sono ospiti, adesso li vediamo subito. Inoltre la pagina abbiamo stamattina Giuseppe Liturri, Unione Europea, Economia, un esperto di grandissima vaglia, Elga Corricelli, per una questione interessante del Social Advisory Board dell'Osservatorio Benessere e Felicità. Si parla di benessere e felicità. Anche lì è stata diffuso i dati del BES, cioè del benessere e della felicità e della sostenibilità, che in qualche modo è l'anti-PIL, una misurazione del benessere che non è il PIL, che non è semplicemente la quantità. E in questo caso Elga Corricelli ci parla di lavoro. Il lavoro nobilita l'uomo, ma non lo rende felice. Per il 41% degli italiani lavorare non dà un senso alla propria esistenza. Per il 47% il lavoro non aiuta a capire se stessi. Questi sono alcuni dei temi affrontati da Pierluigi Pellegrin. Sono già le 10:29. Facciamo in tempo ad ascoltarci un altro piccolo brano? Sì.
Cos'è che abbiamo in pista qua? Vediamo dalla regia che cosa ci può proporre il calendario. Vi segnalo anche tre nomi per il calendario di oggi. Andate a cercarveli, ve li godete. Intanto una scoperta. German Bazzle, scritto Bazzle, cantante jazz americana, nasceva oggi a New Orleans nel 1932, è ancora viva. Il 28 marzo del 1933 nasceva invece Vicente Tete Montoliu, pianista jazz catalano, nasceva a Barcellona, anche lui tutto da scoprire. Il 41, 28 marzo del 41, Charles Ray, detto Charlie McCoy, musicista, armonicista, questo è abbastanza famoso e comunque sempre valido da recuperare. Buon ascolto, qualunque cosa ascoltiate, ascoltate anche oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin tra poco.